Bentrovati a una nuova puntata di Camper Treviso, una puntata monografica, monotematica, dedicata al mondo della scuola, e come potete vedere anche dalla location che ci ospita, abbiamo raggiunto proprio un istituto scolastico superiore della provincia di Treviso. Siamo all'Istituto Alberghiero, l'Istituto Alberini, che ci ospita e che avremo modo anche poi di conoscere attraverso i ragazzi che frequentano proprio l'Alberghiero di Treviso. Perché questa puntata? Perché ne abbiamo dedicate altre, circa 5 in questa stagione, proprio al mondo della scuola. Abbiamo avuto protagonisti i docenti, abbiamo avuto protagonisti i genitori, le istituzioni, abbiamo avuto dibattiti anche piuttosto accesi. Oggi volevamo un po' concludere questo percorso con i ragazzi, quindi i ragazzi protagonisti del mondo della scuola. È proprio questo un po' il tema di quest'oggi. Io inizierei subito dando la parola a Don Demondo Lacciarotta, che conosciamo, che è il direttore dell'ufficio scolastico della diocesi di Treviso, per chiedere proprio a Don Demondo il protagonismo dei ragazzi in che cosa si concretizza poi. Beh, il protagonismo dei ragazzi si concretizza nella loro presenza innanzitutto, quindi io sono contento, vecchio come sono, di essere in mezzo a questi giovani. La ragione principale della scuola sono i giovani. Se non ci sono i giovani, se non ci sono gli studenti, la scuola perde la sua ragione di essere. E quindi allora non per la conclusione di questo percorso che abbiamo fatto insieme a Camper, ma per puntualizzare insieme tutto il percorso che abbiamo fatto, a riscoprire e a rinnovare come scuola le proprie ragioni, la propria missione, che è quella appunto di creare le condizioni perché i giovani, che sono il futuro dell'umanità, diventino il centro dell'attenzione. Allora mi auguro che anche attraverso questo incontro abbiamo gli studenti delle scuole dello Stato, abbiamo gli studenti delle scuole paritarie. Tutti questi studenti fanno parte dell'unico sistema educativo di istruzione e di formazione presente nel nostro territorio. È una ricchezza, è una fecondità, è una opportunità, diventa occasione questa attraverso anche la televisione per rilanciare in maniera positiva il dialogo, per creare le condizioni affinché questa scuola e questo sistema italiano possa rispondere alle loro attese e possa anche richiamare la società tutta a creare sempre di più una scuola che non solamente risponda alle esigenze, diciamo, dei programmi, degli obiettivi, degli ordinamenti, ma innanzitutto risponda alle loro attese, attese di gioia, di un futuro di speranza e di piena totale realizzazione. Mi auguro che questo incontro, attraverso anche la televisione, possa creare queste occasioni. Grazie. Grazie Don Demondo, poi insomma ti invito ad intervenire anche durante il dibattito e poi magari con te faremo un po' la sintesi e la conclusione di questa puntata. Sono loro i protagonisti, quindi sono anche in tanti, quindi il nostro tempo non è poi lunghissimo. Diamo subito la parola a loro, però presentiamo anche le scuole che sono presenti, l'Istituto Cavanis di Possagno, le ragazze che frequentano il liceo classico e il liceo linguistico, l'Istituto Maria Assunta di Castelfranco Veneto, anche in questo caso il liceo della comunicazione e il liceo linguistico. Abbiamo poi le ragazze che frequentano l'Istituto Madonna del Grappa, le Canossiane di Treviso, anche in questo caso liceo della comunicazione, sezione sportiva e sezione sociale, e poi abbiamo i ragazzi che frequentano appunto l'Alberghiero, l'Istituto Alberghiero, l'Alberini di Treviso. Allora, cominciamo subito proprio con la prima domanda e cominciamo con Costanza dell'Istituto Cavanis. Stiamo parlando di protagonismo, Costanza, dei ragazzi, ma allora, visto dal vostro punto di vista, che cos'è il vostro protagonismo nella scuola? Beh, io posso riportare la mia personale esperienza al Cavanis, in cui abbiamo una forma di protagonismo molto particolare, cioè ci sentiamo veramente messi al primo posto da parte dei nostri insegnanti e questo farci sentire come messi in luce al primo piano ci permette di poter avere un ottimo rapporto di dialogo anche con i nostri insegnanti. Innanzitutto c'è da ricordare un'iniziativa che nella nostra scuola è molto viva e sentita, in particolar modo da alcuni insegnanti e poi dal nostro preside stesso,
che è il patto di corresponsabilità. Questo patto è un'iniziativa in cui noi studenti, come protagonisti appunto, insieme ai nostri insegnanti, ai nostri genitori, abbiamo deciso di sottostare ad alcune regole e a sottoscriverle con una firma. E questo patto ci permette quindi di avere un rapporto con i nostri insegnanti e di poter capirci, capire le nostre esigenze, quello che sentiamo dentro, i nostri problemi. Infatti qualsiasi bisogno, necessità di parlare, anche solo di sfogo, viene ascoltato nella nostra scuola e Quindi Costanza, mi sembra di capire un protagonismo nel coinvolgimento, e quindi nel prendere in considerazione le vostre esigenze, i vostri pensieri, ma anche nel responsabilizzarvi, Sì, giusto? sì. Perfetto. Passiamo quindi dalle ragazze del Cavanis ai ragazzi del Maria Assunta di Castelfranco. Nicolò, ti chiedo, che cosa significa ragazzi protagonisti nel mondo della scuola? Io posso parlare personalmente, essendo diciamo rappresentante di istituto della scuola. Per me il protagonismo è organizzare assemblee di istituto che organizziamo insieme alla preside. La preside diciamo non accetta le assemblee se non sono ben organizzate e dopo altre attività. Abbiamo fatto focus informativi riguardante l'assemblea sui social network e inoltre assieme ai professori organizziamo delle feste. Abbiamo fatto la festa di Natale 2 o 3 giorni prima del 25 e stiamo organizzando adesso per la festa di fine anno che sarà probabilmente il 9 giugno. Per me Quindi personalmente, protagonisti anche nel gestire, nell'organizzare alcuni eventi all'interno della scuola, certamente. E insomma è una forma di protagonismo interessante. Passando ancora all'Istituto Canossiano di Treviso, dove vedo che mi risponde Barbara. Sì. Giusto? Corretto, con calma li imparo tutti i nomi. Barbara, anche per te, per voi, insomma, che cos'è il protagonismo dei ragazzi? Niente, noi ragazzi all'interno della scuola siamo molto protagonisti, appunto perché vengono fatte molte attività che coinvolgono noi ragazzi, sia in ambito scolastico ma anche in ambito sportivo. Vengono organizzate delle partite tra noi ragazzi, tra i ragazzi e gli insegnanti anche, e vengono fatte inoltre anche delle attività extrascolastiche, o in estate vengono fatti dei camp inglesi dove si impara l'inglese, e inoltre vengono fatti anche degli scambi culturali dove il ragazzo, lo studente, deve imparare sia la lingua ma anche imparare a stare con una persona di una diversa nazionalità, quindi deve imparare sì, a coinvolgere le persone, deve essere molto responsabile perché anche ha la responsabilità di un'altra persona a fianco. Questo. Quindi mi sembra di capire tra l'altro anche protagonismo nel preparare, se vogliamo, i ragazzi ad affrontare quello che li attende poi al di fuori della scuola, quindi quando il percorso formativo delle scuole superiori si conclude, che un giovane, un ragazzo possa essere protagonista delle sue scelte future anche grazie a quello che ha vissuto a scuola. Ragazzi dell'alberghiero, dell'Alberini, che ci ospitate, intanto grazie anche per la vostra ospitalità, poi ci tengo a dirlo, ma i ragazzi dell'Alberini sono spesso protagonisti anche in servizi vari, quando c'è bisogno insomma della loro presenza, dei catering o dei servizi di sala. Loro sono sempre molto presenti e anche molto professionali, devo essere sincero, ho avuto modo insomma di vedere. Chiara, che cos'è il protagonismo dei ragazzi? Che cos'è il protagonismo nella nostra scuola? Allora, non è semplice essere protagonisti, perché comunque io, essendo rappresentante di istituto, devo stare a tenere a bada tutti i ragazzi che ci sono all'interno della scuola, quindi ascoltare le problematiche dei ragazzi, ascoltare anche le problematiche degli insegnanti e cercare di far combaciare queste cose, quindi riuscire a parlare con gli insegnanti e gli studenti nello stesso momento, e non è semplice. Noi siamo impegnati e attivi all'interno della scuola ma anche all'esterno della scuola, quindi oltre ad insegnarci, ad essere persone accoglienti all'interno, dobbiamo essere pronti a svolgere qualsiasi attività anche all'esterno e ad essere sempre appunto
pronti. Molto bene, Chiara, in realtà ho visto che c'è raggiunto anche il vostro dirigente scolastico, quindi Chiara ti chiedo di passare il microfono al professor Pietro Lorenzon che ci ha raggiunto. Buongiorno preside, intanto Buongiorno. grazie dell'ospitalità nel vostro istituto. Stiamo parlando in questa puntata di protagonismo dei ragazzi. Loro stanno cercando di trasmetterci che cosa significa per loro essere protagonisti. Dalla parte del corpo docenti, come rendere protagonisti i ragazzi nel mondo della scuola? Ma una domanda, uno direbbe c'è una domanda di riserva? No, non c'è, bisogna rispondere a questa. Allora, per quanto riguarda questa scuola, credo che sia una scuola che per certi aspetti, penso rispetto ad altre, già rende i ragazzi almeno parzialmente protagonisti. L'attività laboratoriale con le esercitazioni che i ragazzi devono effettuare li rende in qualche modo partecipi, anche perché vengono a turno incaricati di ruoli diversi e così via. Anche in esterno. In esterno, certo. ma anche in interno, cioè devono a rotazione assumere incarichi di responsabilità, di conduzione del gruppo, eccetera. E siccome tutte le attività di laboratorio si svolgono sempre in gruppo, c'è la squadra, il lavoro in squadra. Interagire con gli altri. Ecco, come invece impostazione generale, io penso che anche questa scuola, nonostante questo, soffra un po' di un aspetto che negli anni credo ormai sia diventato un po' patologico della scuola italiana, che è una scuola di tipo direttivo, vecchio per certi aspetti, dove lo studente non sa qual è il proprio percorso, non è partecipe della lezione, entra in classe l'insegnante e comincia a spiegare un argomento di cui lo studente non sa niente, cioè il fatto che lo studente debba essere fin dal primo giorno di scuola messo al corrente di qual è il proprio percorso, eccetera, e l'insegnante svolga la funzione che ormai in altri paesi è conclamata e quotidiana di tutor, più che di docente che parla ex cattedra, o peggio ancora, come succede ancora anche in questa scuola per qualche caso, anche se sporadici, che l'insegnante che dice studiate da pagina X a pagina Y. Quindi In questo modo partecipazione diversa del ragazzo partecipazione diversa, nel percorso esattamente, didattico. percorso didattico, esattamente, che ripeto, in questo senso l'alunno è protagonista, comincia a essere protagonista del proprio destino scolastico, diventa protagonista poi anche del resto, della conduzione della scuola, della relazione con gli altri e così via. Posso citare un piccolo... Certo. Con un gruppo di altri adulti un po' fuori di testa abbiamo creato una università popolare che chiamiamo Treviso Est, nel senso che la provincia di Treviso mancava di questo. Sono 7 comuni a cui sono aggregati adesso anche un paio di comuni della provincia di Venezia, Marcon e Quarto del Tino, che gravitano in quella zona lì. Ci troviamo a Monastier, io faccio parte del direttivo, facciamo un programma annuale, abbiamo un po' alla volta, siamo arrivati al 4º anno, siamo arrivati a 400 adulti che seguono i nostri... Certo. E immediatamente, non so perché, io passo come un esperto di poesia, non è vero. Continuo a dirlo che non è vero, comunque vabbè. Mi hanno affidato, sono 2 anni, Dante, sull'onda un po' delle emozioni. Vogliamo interrogare i ragazzi? No, scherzavo. Sull'onda delle emozioni un po' di... ho soltanto 3 incontri, ho l'onore di fare il primo incontro, quello finale, quello intermedio, e ovviamente dedico 3 canti, uno Inferno, Purgatorio e Paradiso, Certo. e ho ancora i miei libri quando studiavo Dante. E la cosa che mi colpisce ogni volta che mi preparo per questi adulti, che tra l'altro ho delle gratificazioni enormi, addirittura c'è persone che vengono con i miei occhi, eccetera, è come io praticamente scrivevo, quando il professore spiegava un canto, scrivevo all'atto le frasi esatte del professore, perché poi dovevo ripeterle. Alcune cose mi rendo conto adesso che, va bene che avevo 16 anni, 17, ma trascrivevo letteralmente le frasi del professore senza capirne il senso. Copiosamente. Sì, lo capisco adesso, va bene che l'età è cambiata, ma voglio dire, non eravamo protagonisti di niente. Non eravate neanche aiutati ad essere. Esattamente, ed è quello che purtroppo per alcuni docenti avviene ancora adesso. È la sfida che vi aspetta, grazie. È la sfida che vi aspetta, davvero. Grazie Preside anche per essere passato. Io tornerei subito dai ragazzi dell'Alberini, non so chi risponde, probabilmente Michele, credo. Sì. Michele, volevo intanto rilanciare proprio grazie all'intervento del vostro Preside e chiedervi una cosa, 2 domande e facciamo un giro di risposte, ok? La prima è proprio questa, ma lo
sentite quello che ha detto il vostro preside, cioè che a volte c'è appunto un rapporto distante docente e ragazzo, quasi impositivo, tra virgolette, nel senso che voi vi trovate a dover eseguire un percorso didattico che vi viene un po' presentato e quindi c'è poca partecipazione nella costruzione del percorso. Lo sentite questo oppure no? E poi torniamo un po' sul protagonismo anche con come si concretizza. E intanto andiamo a questa risposta. Ok, questo rapporto che lei mi ha chiesto possa essere più o meno distante Sì. tra i diversi professori, dico che può essere interpretato, comunque vissuto diversamente e singolarmente da ogni studente e soprattutto dipende dal tipo di rapporto che abbiamo con il singolo professore. Devo dire che all'alberghiero questo tipo di rapporto, questa lontananza è poco percettibile perché siamo sempre a diretto contatto, soprattutto durante le materie pratiche, con il nostro professore che ci deve dirigere e comunque indicare quale sia il nostro compito e la cosa migliore da fare in quel momento. Quindi direi che all'alberghiero questo è C'è un rapporto difficilmente ancora riscontrabile. umano e quindi Certamente, diretto e sì. personale, Sì, forse sì. questo che differenzia un po'. Diamo via un giro di veloce di risposte con i ragazzi del Maria Assunta, risponde Canossiane, brave Canossiane. Ok, Valentina? Valentina. Sì, all'interno della nostra scuola comunque questo rapporto con gli insegnanti non è così distante perché gli insegnanti sono molto attenti alla nostra formazione e tendono a stabilire un dialogo con noi e ci rendono comunque partecipi nelle lezioni anche attraverso dei confronti tra studenti e con gli insegnanti, quindi sono molto disponibili nei nostri confronti anche all'ascolto e inoltre cercano di darci una formazione che non è solo di tipo scolastico, ma c'è una grande attenzione anche alla nostra formazione di tipo umano, personale e morale. E quindi questo aiuta a non sentire questa distanza. E allora passiamo adesso invece ai ragazzi del Maria Assunta, mi risponde Anna, giusto? Anna, anche per te, anche personalmente, la senti questa distanza con i docenti? Vorresti avere un rapporto diverso oppure in realtà si riesce poi a livello personale ad andare oltre il rapporto studente-professore? Assolutamente no, io non sento la distanza con i professori perché loro sono molto attenti a noi studenti e è stata per esempio istituita la figura del tutor, che è un professore della nostra classe che a cui viene affidato uno studente e per i primi 2 anni del percorso scolastico aiuta questo studente magari facendo degli incontri chiedendo le problematiche, le difficoltà di questa persona che possono essere sia di tipo scolastico ma anche personale. Insomma, è proprio quello che diceva il professor Lorenzon, che questa figura del tutor da voi si concretizza. Tornando al Cavanis invece, passiamo il microfono a Costanza. Sì. Costanza, questa distanza, cioè non c'è, adesso sembrano tutti buoni, tutti con i professori bravissimi, buonissimi, magari è proprio così e la cosa ci fa piacere. No, io volevo sottolineare un po' quello che avevo già detto in precedenza. Da noi la distanza, cioè, non è proprio sentita. Noi sappiamo che dobbiamo mantenere un certo livello, però quello penso che tutti, chiaramente non si può scambiarsi la pacca sulla spalla con il professore. Certo, esistono dei ruoli, una giustamente. gerarchia da rispettare, però... Più che gerarchia sono proprio dei ruoli educativi Sì, anche, perché credo, se no? no- Quindi insomma la pacca sulla spalla te la dà un coetaneo, un amico, magari un docente anche no. Cioè. Però noi allo stesso tempo non siamo soltanto dei numeri sul registro a cui corrisponde un nome, non siamo una media di voti che alla fine dell'anno fa la nostra pagella, noi siamo proprio delle persone, veniamo viste come tali dai nostri insegnanti anche per tutte le attività che ci permettono di fare, infatti volevo lasciare a Martina. No, che noi non sentiamo questo distacco proprio perché siamo posti come anche durante la semplice lezione, siamo posti come protagonisti. Infatti anche con i nostri professori una cosa concreta che può succedere ogni mese come ogni settimana. Decidiamo noi magari a volte l'argomento della lezione, che può essere un argomento di attualità, un argomento che richiama un particolare evento, qualsiasi cosa. E poi una cosa che volevo aggiungere era una riflessione che tante volte
anche quando sono a casa, viene fatta anche dai miei genitori, che una cosa che non fa notare questo distacco è anche come sia cambiato nel tempo il rapporto professore-alunno. Cioè io vedo i miei genitori che mi raccontano tante volte con i professori il rapporto che avevano proprio questo terrore del professore a volte. Certo. Mentre adesso il rapporto con il professore è un rapporto naturale, spontaneo, umano. Certo, e insomma, Sì. non hai il microfono, non Sì, si sente, compreso. vi sentite interpretati, diceva. Bene, io direi che ci fermiamo, abbiamo i tempi che ci impongono di fermarci, ma dal primo giro di risposte sono contenta di sentire un clima soprattutto scolastico, positivo, e questo va anche a favore del corpo docenti, dei molti insegnanti che in questi ultimi anni sono stati anche un po' bistrattati, non solo professionalmente ma anche umanamente, e questi ragazzi invece stanno testimoniando come davvero ci sia un'attenzione nel ragazzo, nello studente, nella formazione sia didattica che personale, che va oltre probabilmente anche il proprio ruolo di insegnante. Ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo.